Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo video. Oggi andremo a vedere il padre dei gambetti. Ma cosa dico il padre? Il nonno dei gambetti. Ma cosa dico il nonno? Il bisnonno dei gambetti. L'altro giorno stavo giocando col nero e mi hanno giocato queste bellissime mosse. E 4 e 5 ho risposto cavallo F3, cavallo C6, solita risposta, cavallo C3, cavallo in F6 e ci siamo ritrovati in quella che viene chiamata partita dei 4 cavalli. A questo punto mi aspettavo da parte del mio avversario un alfiere in C4, un alfiere in B5, robe tipiche, qualsiasi cosa mi sarei aspettato, ma mai mi sarei aspettato questo super gambettone. Cavallo cattura in E5. Siamo alla quarta mossa e il bianco decide di sacrificare il proprio cavallo. Per cosa? Per cosa il bianco vuole sacrificare questo cavallo? Per avere il controllo totale sul centro. E guardiamo questa posizione, benché il computer la giudica a favore del nero, guardate la barra del nero come si è espansa, qui ora il nero si ritroverà a fare i conti con l'assenza di pedoni sul centro, non ci sono pedoni sulla quinta traversa da parte del nero, e questi cavalli, noi sappiamo che purtroppo i cavalli, quando i pedoni avversari sono tanto vicini, non sono tanto bravi a difendersi, perché i pedoni avanzano e i cavalli devono sfuggire. E ti faccio vedere come era andata la mia partita. Io qui non ho giocato al cavallo G6, mi sono ritirato tranquillamente in C6. Qui mi aspettavo un E5, il mio avversario ha giocato D5 che è la continuazione più forte e ora ancora una volta non sono andato in E5 poiché ci sarebbe stato F4 e il bianco avrebbe avuto ancora più spazio sulla scacchiera. Sono tornato a casa in B8. A questo punto ha spinto anche quest'altro pedone che minaccia questo cavallo. Ora ritirarsi sarebbe veramente troppo passiva, ho giocato donna E7, ma ti faccio vedere che cosa sarebbe potuto capitare sulla ritirata di cavallo. Qui ora il bianco, guarda la linea del bianco come ora sale, nonostante è sotto, ragazzi, è sotto di un pezzo, ma il materiale appunto è sicuramente uno dei vantaggi. Qui c'è il vantaggio di spazio, c'è il vantaggio di sviluppo. Qui il bianco c'ha vantaggio di spazio e vantaggio di sviluppo e ora gioca D6. D6 è la mossa che tarpa completamente le ali al nero e dopo questa, dimmi tu chi sta meglio. Tu mi dirai, beh, ma questo pedone in D6 è talmente così avanzato che adesso il nero con donna B6 o donna F6 riuscirà a catturare questo pedone. In realtà il bianco ha ancora una risorsa difensiva, ovviamente alfiere F4 non è possibile poiché è sotto tiro della donna, ma c'è cavallo B5, cavallo B5 tiene questo pedone e minaccia l'entrata di cavallo su C7 dove c'è il classico torre e il classico doppio torre e re. Cavallo A6 per difendere questo punto e ora ancora una volta qui bisogna continuare lo sviluppo. Il nero si ritrova con il re al centro. Questo alfiere che non può svilupparsi, l'unico modo per svilupparsi sarebbe fare il fianchetto G6 alfiere G7, ma fare il fianchetto significherebbe perdere un'altra mossa e in un'apertura così veloce perdere un tempo per spingere G6 per fianchettare potrebbe costare caro. A questo punto alfiere C4, qui lo scopo del bianco è quello di arroccare il prima possibile, piazzare una bella torre su E1 e gli attacchi sono praticamente dietro l'angolo. Adesso se tu fossi il nero che cosa faresti? Sicuramente cercheresti di tirare via qualche pezzo. Il cavallo in F6 purtroppo non può andare, in E7 non può andare, l'alfiere in E7 non può andare, magari cavallo H6, magari poi questo cavallo può andare in F5 e dare una mano sulla cattura di questo pezzo. Quindi cavallo H6 potrebbe essere una mossa che può essere plausibile per il bianco, ma ancora una volta guarda come la linea del bianco è salita alle stelle. Adesso a rocco corto lo scopo è quello di andare torre 1. Ora non c'è uno scacco matto in vista, ma il bianco è più 5,44 perché ha il controllo, ha il dominio totale sulla scacchiera. Cavallo in C5, mossa fondamentale poiché dopo torre 1 il cavallo può andare a coprire lo scacco, infatti va proprio così. Adesso bisogna continuare. Come?
Semplicemente adesso questo cavallo inchiodato segue cavallo C7. Finalmente il bianco riesce ad arrivare al suo intento. Ora che quel cavallo catturi la torre in A8, il cavallo sarà in grado prima o poi di comunque ritornare in C7, o comunque il gioco del bianco è troppo favorevole per una posizione di questo tipo. Talvolta qui il bianco può anche non catturare la torre e cercare invece di giocare proprio sul re. Qui ovviamente il re si dovrà spostare, re di 8, e la partita ovviamente è tutta da giocare, però il bianco devo dire che sta parecchio bene. Quindi la variante della ritirata subito del cavallo in G8 abbiamo visto che porta a queste conseguenze veramente devastanti. Una volta che il bianco riesce ad impiantare il pedone su D6 è un casino. Motivo per cui qui qui ho giocato donna in E7 in modo tale da giocare su questa inchiodatura. Il pedone non può catturare il cavallo poiché dietro c'è il re, quindi anche il bianco è costretto a giocare E7 e qui bisogna giocare sempre in modo preciso. D6 potrebbe essere una possibilità, ma adesso però c'è il cavallo che deve essere tolto, quindi cavallo in G8 poiché ora questa inchiodatura non c'è più. Il bianco ancora deve continuare il suo attacco. Qui in partita mi giocò cavallo B5, che non è la mossa più forte perché il cavallo come al solito vuole andare ad attaccare, ma con cavallo A6 il nero riesce a tenere la situazione. Qui la mossa più forte è ancora una volta la spinta in D6. Tu dirai, ma come? Dopo cambio, ti cambio la donna e poi mi prendo il pedone. Sì, se la partita va così sì, ma dopo D6 cambio, c'è una mossa intermedia molto molto forte. La riesce a vedere? Sicuramente sì. Cavallo D5. Si minaccia la donna e si minaccia l'entrata su C7 con sempre il solito doppio. La donna deve spostarsi perché è sotto minaccia e l'unica casa buona è D8, dove da D8 riesce a tenere C7, ma ora c'è la tattica finale che riesce a far portare la partita, il punticino nelle tasche del bianco. Riesce a vedere qual è il colpo tattico? Assolutamente sì. Cavallo per C7, scacco. Ovviamente qui il nero cattura e adesso scacco di scoperta con attacco alla donna. Pedone per D6, scacco di scoperta. Qui il re si sposta, viene messo davanti un pezzo e alla prossima si perde la donna, addirittura con scacco, e il re è al centro della scacchiera e qui inutile dirti che la partita è totalmente vinta dal bianco. Come vedi è un gambetto molto 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 minaccioso, ma vediamo altre possibilità una volta che siamo in questa situazione, no? Ok, qui il nero ha accettato il gambetto D4, abbiamo visto il caso in cui il cavallo va in C6, ci manca da vedere il cavallo in cui va in G6. A questo punto come si continua? Beh, la continuazione c'è, che è E5, si fa sempre leva su questo cavallo. Attenzione che il cavallo non ha troppi posti dove andare, perché queste case sono controllate dal cavallo, queste case sono controllate ovviamente dalla regina. Quindi il cavallo o si gioca ancora una volta donna E7, oppure quel cavallo lo si porta a casa. Ma ancora una volta il bianco ha sempre dell'ottimo gioco. Alfiere C4 si sviluppa velocemente, si impedisce ancora più una volta la spinta in D5, anche se si poteva giocare presa al varco, ma questa è ancora più forte. E dopo D6, attenzione che con donna F3 il bianco ha qualche piccola minaccia. Attacca su F7 grazie alla coordinazione dell'alfiere, questo è il classico barbiere, ma attacca anche in modo molto velato il punto B7. E ora come ci si difende a questo punto? Per esempio su alfiere 6 cade prima questo punto qui e qui il bianco ha del buon controgioco, e dopo per esempio la cattura appunto su C4 c'è una tattica intermedia bellissima che è donna C6, scacco, il re va coperto e poi ci riusciamo a prendere anche l'alfiere. Supponiamo invece che qui anziché giocare alfiere 6 per proteggersi da questo matto ci si gioca cavallo H6, male perché c'è questa e poi c'è questa entrata qui. Allora supponiamo che ci si gioca donna E7, a questo punto anche questa mossa
è buona, attenzione che però il bianco ha sempre questi salti di cavallo che sono molto forti. A questo punto il computer consiglia o rocco corto o subito cavallo D5. Cavallo D5 è una mossa molto interessante. Donna in D7, la donna deve rimanere a guardia della settima traversa e a questo punto a rocco corto poi la partita procederà sicuramente con torre 1 alfiere. Ora la barra è sicuramente a favore del nero, ma capisci che non è molto semplice per il nero da giocare questa situazione, soprattutto in partite blitz veloci è molto semplice cadere in queste trappole. Torniamo ancora indietro. Il nero accetta il sacrificio D4 e a questo punto supponiamo la ritirata del cavallo in C6. Su questa mossa, che tu ci creda o no, il computer consiglia di restituire il materiale con alfiere B4. Ma com'è possibile? Il nero si fa mangiare questo cavallo gratuitamente? Sì, perché dopo questa posizione l'iniziativa del nero è andata via e ricordati questa cosa qui, talvolta non dobbiamo essere avari, ma dobbiamo restituire il materiale pur di non dare controgioco al nostro avversario. Ora, il centro del bianco è svanito, c'è questo pedone che tra l'altro ora è sotto inchiodatura, può essere attaccato svariate volte, anzi prima o poi credo anche che cadrà, a meno che il bianco non sarà costretto a fare F3, indebolendosi e essendo poi costretto a giocare a rocco lungo, e in caso di arrocco lungo il nero avrebbe anche già una bella colonna aperta. Quindi questa situazione qui che il computer valuta come pari in realtà è assolutamente giocabile. Il problema è che se qualcuno non conosce questo tipo di situazione è un casino, nessuno va a restituire qui il proprio cavallo in C6 per giocare alfiere B4 e permettere al nero di avere subito un buon gioco. Quindi questo gambetto qui, che nome ha? Gambetto Halloween viene chiamato, anche se solitamente il gambetto Halloween viene giocato anche dal nero, però sì, questo qui sulla partita dei 4 cavalli, sacrificione su E5, cattura di cavallo D4. Attenzione a dove mettete il cavallo, si può mettere sia in C6 che in G6, bisogna conoscere entrambe le risposte. Abbiamo visto come su G6 c'è la possibilità di spingere subito, bisogna stare molto attenti, qui donna E7 o cavallo G8, bisogna sapere comunque come giocare, bisogna stare molto attenti. L'altra possibilità su questa è di andare col cavallo in D6 e sulla spinta alfiere B4. Anche cavallo B8 è una possibilità, anche se dà sempre del buon gioco al nero, bisogna sapere bene come continuare. Io spero che ti sia piaciuto questo video, che tu possa aver trovato degli ottimi spunti per giocare anche un gambetto, un'apertura divertente, che possa darti anche buone soddisfazioni all'interno delle tue partite blitz. Allora spero che il video ti sia piaciuto, condividilo con i tuoi amici, anzi non lo condividere così lo tieni solo per te e magari riesci a sorprenderli all'interno delle vostre partite. Noi ci vediamo come al solito domani con un altro nuovo video. Se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale perché ogni giorno escono nuovi importantissimi video. Ci vediamo presto, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!